Tra chi immagina una Mestre completamente pedonale, chi invece vuole far passare le macchine, qual è la sua idea di Mestre? Io farei passare le macchine perché Mestre si sta svuotando a causa di tutte le ZTL che hanno messo e quantomeno farle passare dopo le 8 di sera. Immagino che ci fosse meno inquinamento e quindi meno passaggio di macchine, meglio la pedonalizzazione. Penalizzare. Teniamo anche conto che ci sono gli anziani, quindi le macchine bisognerebbe un attimo gestire le distanze. È giusto che passino in centro in qualche modo? No? In qualche modo da qualche parte, non dappertutto però. Bisogna pedonalizzare, va benissimo, però bisogna dare la possibilità alle persone di poter parcheggiare nelle vicinanze della macchina. Prima i pedoni e poi le macchine. Bisogna far passare le macchine per quanto... Bisogna farle passare, però deve essere unificato. Il vero obiettivo di una città, di un centro città, delle più belle città italiane che abbiamo, è quello di pedonalizzare la città, quindi anche creare un arredo urbano, creare il passeggio dei cittadini in luoghi dove c'è il commercio, ci sono iniziative culturali, di animazione della città, la città diventa anche più sicura. Secondo me la pedonalizzazione è il punto davvero sul quale tutti potrebbero trovare convergenza. No, noi non siamo assolutamente favorevoli, in quanto riteniamo che non si possa chiudere una vasta area di Mestre in questo modo, proprio perché non stiamo danneggiando i commercianti, gli automobilisti che si trovano continuamente a variazioni del piano urbanistico. Riteniamo che o si trovano delle soluzioni alternative con dei mezzi in navetta, con altri sistemi, o altrimenti la situazione non può essere modificata in tal senso.